Le domeniche del gusto, sempre al centro commerciale I Papiri qua a Siracusa, ultima giornata e impara, cucina e mangia. Siamo in presenza di Sebastiano Latina. Sebastiano Latina che lavora dove? Brasita, un locale nuovo aperto da appena 2 mesi che si trova in via Malta, non proprio in via Malta, alle spalle di via Malta, che è via Bengasi. Una via poco conosciuta, però molte persone ci passano ma non sanno come si chiama la via. È vero, sì, ho capito, è quella vicino al parcheggio dove c'è l'uscita del parcheggio. Esattamente, sì. Benissimo. Benissimo, allora vediamo un attimino, intanto cosa ci prepari, qual è il piatto, il nome del piatto? Facciamo dei gamberoni in crema d'arancio. Gamberoni in crema d'arancio. Ok. Quindi procedimento? Prendiamo la farina, i nostri gamberoni, li bagniamo leggermente nella farina Sì. e li adagiamo sulla padella. Sulla padella. Sì. Quindi riesci a preparare adesso una porzione? Sì, per la presentazione del Una porzione per la presentazione giusto. piatto. Benissimo. Ricordiamo mentre il nome del piatto? Gamberoni in crema d'arancia. Crema d'arancio. Facciamo un po' rosolare. Sì, basta aumentare perché è veloce per aumentare, quindi parte subito. La cottura, sì. Risaliamo. Li pepiamo con del pepe bianco. Sì. Logicamente li giriamo. Quindi una volta Così. rosolati, Una volta appena. rosolati da una parte li giriamo dall'altra. Benissimo. Passaggio successivo, cosa stai mettendo? Del succo d'arancia, in modo che insieme alla farina e al burro creiamo una cremina, cremiamo. Perfetto. Nel momento che abbiamo messo anche un po' di farina, si cerca di addensare un attimino il composto. Esattamente. Facciamo evaporare un po' il succo d'arancia, così si riduce un attimino. Mettiamo un po' di Grand Marnier. Quindi andiamo a mettere Grand Marnier. Grand Marnier. Riduciamo un attimino il brodino che si sta creando. Fra 2 minuti è pronto, lo possiamo impiattare. Va bene, quindi magari Molto semplice, molto rapido. piatto veloce. Un piatto veloce. E nel frattempo si riduce la crema che poi vada già da sopra. Posso garantire, ricordo ancora che c'è un bel profumo. Sentite un buon profumo qui vicino? Eh? Sì. È il mio, eh? Quindi amalgamiamo un po' ancora la salsa. Abbiamo terminato. Possiamo spegnere. Perfetto, completiamo con la salsina sopra i gamberoni. Sopra i direttamente. gamberoni, sì. Perfetto. Piatto è completo? Signore, il piatto è Perfetto. completo. Allora facciamo una cosa, solleva pure il piatto al centro, facciamo la foto ricordo, avvicinati Arianna e facciamo un applauso anche allo chef che ci ha deliziato con questo piatto. Ricordiamo il nome del piatto? Gamberoni in crema d'arancia. Il nome, dove lavori? Brasita. Perfetto. Ristorante Quindi Brasita. questo piatto lo potete trovare benissimo al ristorante Brasita qua a Siracusa. Ricorda la via? Via Bengasi. Via Bengasi. 1/3.